Buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Effetto Serra, il talk show su social. È lunedì e non possiamo ancora non pensare a quello che è successo sabato. Como Cagliari 3-1. Chi pensava che la questione salvezza fosse un pro forma si deve ricredere. Purtroppo è stata una domenica, l'ennesima, anzi un sabato, in questo caso l'ennesimo, dopo quello che è successo con l'Udinese in casa, da buttare via, da buttare nella discarica. Perché? Perché il Cagliari ha giocato oggettivamente male, non lo dico io, lo dicono anche le statistiche. Sono tanti gli elementi da analizzare, cercheremo di farlo in 10 minuti, ma mi preme sottolineare una cosa. Mentre stiamo andando in onda, si gioca Venezia-Fiorentina e, badate bene, non parlo delle dirette concorrenti, parliamo del Cagliari. Ebbene, il Cagliari in queste partite, ultime partite, ha veramente conquistato pochissimi punti. Grazie agli scontri diciamo così, delle altre concorrenti dirette per il Cagliari positive, il Cagliari ha tenuto sempre il naso, la testa fuori dalle ultime 3 della Serie A. Però non è una giustificazione. Cagliari che oggi ha 33 punti, a 2 partite dalla fine, per l'ennesima volta il Cagliari non raggiungerà quota 40, per l'ennesima volta il Cagliari concluderà la stagione almeno con metà girone, diciamo così, di sconfitte, cioè 19, e la piazza ovviamente è scontenta perché il Cagliari ha lasciato e ha regalato tanti punti ad avversarie che non avevano assolutamente nessun tipo di aspirazione in classifica, che magari, come il Como, hanno una qualità sicuramente superiore, ma le motivazioni dovevano fare la differenza. E stupiscono ancora una volta le dichiarazioni di Davide Nicola a fine partita, dicendo che il Cagliari, la sua squadra, aveva dato tutto, che questo è quello che possono dare, che il primo tempo ha giocato bene. Francamente io ho visto le statistiche, il Cagliari ha fatto tre tiri della porta, di cui uno, quel gol con una papera di Reina. E io francamente credo che tutti, non solo i tifosi, abbiamo visto la partita e se quello che abbiamo visto è il massimo che può dare questa squadra, beh, allora iniziamo a preoccuparci. Non solo, Davide Nicola si è permesso anche di dire che abbiamo perso con squadre molto più quotate di noi, molto più forti di noi. Ebbene, ieri l'Udinese ha perso in casa contro il Monza 2-1, squadra ultima in classifica, l'unica con il quale il Cagliari ha fatto registrare i 2 successi. Ecco, anche dichiarazioni del genere non è che aiutano molto la formazione del Cagliari e soprattutto la piazza. Io per la prima volta dopo tanto tempo ho sentito dopo Cagliari Udinese i fischi da parte delle tribune. Ecco, credo che il tifoso medio del Cagliari non voglia essere preso in giro, che non significa lottare per l'UEFA, perché per l'Europa League o per l'Europa, perché sappiamo benissimo qual è il livello di qualità di questa squadra, ma almeno giocare con la grinta, con la voglia, con la volontà di conquistare un risultato positivo a tutti gli effetti. Io credo che sia fondamentale in questo momento resettare qualunque tipo di polemica e aspettare a fine stagione. Certo è che oggi come oggi Cagliari-Venezia diventa una partita fondamentale. Perché? Perché il Napoli, pareggiando in casa col Genoa, si porta a +1 rispetto all'Inter e il Cagliari avrà l'ultima partita al Maradona.
Certo, bisogna vedere, capire un pochettino, vedere, capire soprattutto come finirà Parma-Napoli. Però è anche vero che, come sempre, il Cagliari arriva a fine stagione e sta arrivando a fine stagione con il fiato corto, con tanto affanno. Cagliari che nella prima parte di stagione era la prima squadra in Serie A per numero di legni colpiti e per numero di creazione di gol, di azioni da gol. Bene, adesso in questa fase del campionato, a 2 match dalla fine, a 180 minuti dalla fine del campionato, i migliori giocatori di Serie A per valutazione dei rossoblù, valutazioni prese dai principali 3 quotidiani sportivi italiani, vale a dire il Corriere dello Sport, la Gazzetta dello Sport e Tutto Sport. Bene, i primi 4 sono nell'ordine Caprile, Mina, Luperto e Zappa. Ecco, come mai tutto il pacchetto arretrato? Beh, è evidente, il Cagliari gioca completamente in maniera diversa, non sta piacendo la gestione dei giocatori che giocano per un po', poi vengono messi in naftalina, non fa discutere la gestione dei cambi, il Cagliari che perde 2-1 e fa entrare De Jong in cambio di un altro centrocampista, quando il Cagliari aveva bisogno invece di rinforzare il reparto avanzato, linea difensiva che sabato non esisteva, 2 gol subiti assolutamente evitabili per un mancato allineamento della linea difensiva. E ragazzi, credo che ci sia tanto da discutere, ma gli esami verranno fatti a fine stagione. Io sinceramente credo che, visto l'involuzione, assistendo all'involuzione del gioco e dei risultati dei rossoblù, non scarterei l'ipotesi che il presidente Giulini decida di non confermare Nicola per la prossima stagione. Certo è che questa è l'ennesima dimostrazione che questa squadra probabilmente è molto umorale, molto incostante e dopo la vittoria di Verona, ripeto, magari inconsciamente ha tirato in remi in barca. Il campionato non è ancora finito, al Cagliari di fatto basta un punto, è il caso di dire, che può essere conquistato proprio contro il Venezia in casa, ma va detto subito, il Venezia non verrà a fare una gita, perché comunque la quota salvezza è lì, il Cagliari resta 33, ad esempio le 2 squadre che occupano il terzultimo e il quartultimo posto, ovvero quelle a 28 punti, Empoli e Lecce, che ricordiamoci hanno vinto entrambe, Lecce ha pareggiato, ma l'Empoli ha vinto proprio contro il Parma, beh, danno sicuramente nuove chance di salvezza anche a loro. Saranno 180 minuti ad altissima tensione, nessuna può sentirsi chiamata fuori, dal Cagliari che ha 33 fino al Venezia, e vedremo quali saranno gli incastri che verranno utilizzati. Ovviamente io leggo in rete dappertutto quelle che sono le statistiche, le percentuali, gli incastri, molto farà la classifica avulsa, la differenza reti, ecco tutti i ragionamenti che andranno assolutamente in naftalina nel caso in cui il Cagliari, e ce lo auguriamo, conquisti punti contro il Venezia. Ecco, qualcuno vede i fantasmi di qualche anno fa, io non credo, nel senso che il Cagliari i fantasmi di qualche anno fa li aveva già scacciati con Ranieri, ricorderete il primo turno dei playoff proprio in casa contro il Venezia, dove vincemmo 2-1 per passare poi alle semifinali contro il Parma. Quindi credo e mi auguro che non ci sia questo tipo di pensiero. Però è evidente che il Cagliari ad oggi sta deludendo più che altro nelle prestazioni, più che nel risultato della classifica, perché sapevamo che questa squadra comunque aveva delle lacune, aveva delle difficoltà, però nel momento in cui tu sei padrone del tuo destino, sarebbe stato il caso che avesse chiuso prima possibile la pratica. Bastava un punto in queste 2 partite contro comunque 2 squadre, perlomeno l'Udinese in casa, non trascendentale. L'Udinese, che ricorderete era arrivata a Cagliari senza i due attaccanti titolari, ovvero Toven e Lucca. Ecco, non vorremmo arrivare a fine corsa, a fine stagione, non solo con l'affanno, ma con i rimpianti del se avessi fatto, se avessi potuto, andare a rischiare comunque di finire per un punto o per una classifica avulsa, dopo che tu per tanto tempo hai avuto la possibilità di chiuderla, direi che francamente è poco furbo. Aggiungiamo il fatto che comunque
in questo momento il Cagliari ha una distanza di sicurezza importante, ma si gioca la prossima col Venezia e poi col Napoli, che appunto proprio ieri ha pareggiato in casa con il Genoa, quindi ha riaperto la lotta scudetto. Andare a Napoli a conquistare punti di salvezza, laddove il Napoli dovesse aver bisogno di punti per festeggiare il tricolore in casa, io credo che sia il peggio della peggio che si possa augurare a chi vuole arrivare alla salvezza. Purtroppo, ripeto ancora una volta, la gestione di questo campionato non è stata assolutamente furba. Ricordiamo che ad esempio Pavoletti ammonito, diffidato, salterà l'ultima in casa proprio contro il Venezia. Beh, è chiaro che in questo caso non bisogna più pensare a chi hai davanti, ma devi comunque pensare che devi conquistare i punti. Lo stanno facendo dalle parti basse della classifica, non vedo perché non lo debba fare anche il Cagliari, e soprattutto visto che la Serie A è comunque un bene di inestimabile valore, anche se ad oggi il Cagliari con 33 punti, insomma, non è che stiamo parlando di un record di punti. Se fosse successo 15 anni fa, ad esempio, il Cagliari sarebbe in Serie B. Il Cagliari si sta salvando anche, potremmo dire, soprattutto per demerito delle squadre concorrenti, però deve comunque fare qualcosa di suo, ovvero conquistare quel punticino che manca. Vedremo cosa succederà. Bene, io vi ringrazio per l'attenzione, abbiamo cercato un po' di chiarire, un pochettino di sintetizzare quello che sta succedendo. Io vi saluto, vi do appuntamento a domani 19:30. Domani avremo ospite niente meno che il grande cantautore Drupi. Avete capito bene. Drupi sarà ospite di Effetto Serra, il talk show su social. Ancora grazie, ci vediamo domani. Ciao, buona serata.